per quelli che sono ancora in brodo di giuggiole e si vogliono godere ancora un po' prima di pensare alla Juventus della partita con l'Atalanta, ho raccolto un po' di cose che magari non avete visto, le vogliamo vedere insieme. Cominciamo. Di solito, amici bellini, le analisi post partita prendono più visualizzazioni e più mi piace rispetto alle reaction, perché il mio canale è targetizzato su quella roba là. Però stavolta è difficile perché la reaction vi è piaciuta. Benvenuto Leonardo DiCaprio. Diciamo benvenuto, che mica solo alla Como vanno i grandi VIP anche su questo canale. Lasciate un mi piace, lasciate un like per questa analisi, sperando di portarvi qualche contenuto, perché stanno girando tantissime cose, a partire da quella diretta di Simeone che ha scoperchiato tutta una serie di situazioni di cui dobbiamo parlare, ma la partita tatticamente è stato molto interessante, quindi spostiamo, sempre possibilmente a bassa voce perché si dorme. Allora partiamo ovviamente perché il Napoli questa volta non riesce a partire forte, il che dimostra che l'Atalanta è una squadra di grande livello. Conte è importante, si dovrebbe fare anche un approfondimento sulle parole di Conte. Abbiamo un po' di tempo, quindi voi vi iscrivete al canale e nei video che escono giorno per giorno noi inseriamo tutti i contenuti che riempiono la scatola del percorso. Ma insomma, anche le parole di Conte sono importanti. Qui noi siamo a difesa schierata. In realtà Rrahmani ha un pochino il contatto con Retegui, solo che Retegui fa questo controllo a uscire, è pure un po' di mazzo, perché vediamo in questo momento, vedete che Di Lorenzo ha provato a intervenire sul pallone, non ci riesce, buca l'intervento e si trova praticamente a ostacolare, se volete, Rrahmani, che poi non riesce più a rimanere in contatto con Retegui. Poi Retegui fa onestamente un gol pazzesco, perché si gira in un attimo, non guarda la porta ed esplode questo sinistro violentissimo e preciso, si insacca in questa zona, probabilmente proprio qui, perché la palla è come se arrivasse praticamente a fil di palo. Questa zona Meret non ci può mai arrivare, troppo violento, troppo preciso. Però il Napoli non ci sta, l'aveva preparata bene, c'erano delle azioni codificate da sviluppare, e una delle azioni codificate era quella di sovraccaricare una zona, specialmente quella sinistra. Vi ricordate, no? Il Napoli lavora spesso sulla catena di destra, invece molto di meno lo abbiamo fatto, anche per bravura loro, ma qui già vedete che Politano chiama questa palla perché c'è uno spazio dove Neres potrebbe andare a mettere il pallone e Politano potrebbe inserirsi, ma Neres porta palla e a quel punto vedete che Politano ha continuato la corsa e quindi ha fatto questa diagonale offensiva, ritrovandosi praticamente solo in quella zona di campo. Neres mette il cross, essere col mancino, sul lato mancino alle volte è un vantaggio perché ne devi fare dei movimenti in meno, è una soluzione che piace. E Politano, dopo un controllo di coscia, esplode il sinistro dritto per dritto, potente anche questo. Carnesecchi era in traiettoria, ma il tiro, come quello di Retegui, quello di Politano, era molto forte, quindi imprendibile. Dopodiché il gol di McTominay parte da questo pressing feroce di Anguissa, che aveva il compito di andare ad arginare Ederson in tutte le zone del campo. E qua però noi dobbiamo far notare che gli accoppiamenti sono tutti feroci, che c'è ovviamente Neres là vicino che ne approfitterà e prenderà il pallone, c'è alto anche Oliveira su Bellanova, l'altro accoppiamento è McTominay con De Ron e la sfida delle sfide che era Ian con Lukaku, quindi qua bravissimo poi Neres a avere l'intuizione di mollarla di tacco, Anguissa che ci crede, e arriverà sul fondo per mettere un cross comodo, un passaggio comodo per McTominay. Ma qui lascio la parola agli amici di AI Shed. In questa azione vogliamo evidenziare come il Napoli passa da un calcio posizionale ad un calcio relazionale. Definiamo calcio posizionale del Napoli quando ci accorgiamo che i movimenti dei giocatori sono sincronizzati e soprattutto conosciamo precisamente la disposizione in campo di essi. Infatti
Anguissa va in pressing sul lato sinistro a recuperare palla o comunque a ricevere una palla recuperata, lo abbiamo visto tante volte fare quest'anno, oppure McTominay che si piazza vicino a Lukaku da sottopunta o comunque entra in area di rigore per un eventuale tiro. Mentre il calcio relazionale del Napoli lo definiamo quando i giocatori sono obbligati a prendere una decisione ottimale in base a come si dispongono. In questo caso, infatti, sottolineiamo come Anguissa ha di fatto due scelte ottimali, due scelte migliori: o passare a McTominay o passare a Lukaku, e entrambi hanno la possibilità di tirare in porta. Un fattore che determina questo vantaggio è anche la disposizione in campo dei giocatori dell'Atalanta, che vengono presi un po' in contropiede. Infatti vedete le distanze elevate tra i giocatori dell'Atalanta. Il max gain calcolato ovviamente è molto alto. Questo infatti definisce che la decisione di Anguissa dipende appunto dalle dinamiche che vengono a svilupparsi una volta recuperata palla. In più aggiungiamo le abilità di Anguissa, di Lukaku e di McTominay, direi anche di Olivera che segue l'azione, che vanno a disporsi, che vanno a leggere le, tra virgolette, le relazioni spaziali, sia tra di loro ma soprattutto tra i giocatori dell'Atalanta che, come dicevamo poc'anzi, sono stati presi in contropiede. Quindi tutto questo è fondamentale per capire come il Napoli è passato da uno calcio posizionale ad un calcio relazionale. E se non volete lasciare un like per loro, lo lasciate per questo signore qua. Il Napoli va, esulta tutta la panchina e Oriali li calma, dice calma, state calmi, è ancora lunga. E c'è un Mazzocchi, vedete, indemoniato, e poi lo prende proprio, lo sbatte Oriali, che poi si lascia trascinare, ma è la figura di Oriali, si sta rivelando, importantissimo è l'equilibrio, proprio l'equilibrio. L'Atalanta nel secondo tempo comincia forte, e qua c'è questo buco di Di Lorenzo che prova l'anticipo su Lookman e purtroppo lo buca. Poi c'è da dire che Lookman è anche un po' fortunato, perché nel frattempo guardate in quanti avevano recuperato. Il primo è Politano, che prova ad intercettare il pallone, gli resta un pochino tra i piedi e a quel punto Lookman esploderà il tiro. Non guarda mai il portiere, guarda solo la palla nella selva di gambe, riesce a tirare di sinistro tra le gambe di Rachmani, quindi anche qui questa volta però veramente incolpevolette. Però se è vero che è un po' fortunoso il tiro, la situazione del gol, qua Lookman fa una vera e propria magia, perché Di Lorenzo si buca l'intervento, ma perché? Perché Lookman lo anticipa proprio con la punta, gli sposta il pallone all'ultimo momento in avanti e lo lascia praticamente scivolare da solo. E sì, l'errore di Lorenzo si può considerare un errore, però devi dare un pochino di merito alle giocate tecniche degli avversari, e qua se l'avesse fatto un Neres noi ci saremmo coccolati il nostro Neres, il gesto tecnico di Neres, più che concentrarci su un errore di Scalvini, e secondo me dovremmo farlo anche in questo caso. Bravo Luca. Il signor Piccione trucco ne ha fatte una dietro l'altra, e un'altra è questa qua che c'è fallo di mano proprio col gomito, la porta avanti, è un rimpallo, ma se poi questo ti porta al tiro di Samardžić che para bene Meret, e con l'arbitro, col Piccione che con le ali fa proprio così, no, niente, è male, troppo male per essere vero. E questo è solo uno dei tanti esempi, li dico uno ad uno durante la reaction, quindi se vi siete persa quella la recuperate di là. E sul tiro di Samardžić, parata non difficile ma precisa, puntuale di Meret sul primo palo. Però il paratone è questo qua, perché la palla colpita di testa da Decatelare era molto angolata e Meret era un po' defilato e vola. Qua vola proprio, cade, il cadere in fretta, perché sei alto, quindi devi metterti, la palla non era in questa zona, ma devi cadere, che stava rimbalzando proprio sulla linea. Questa è una grandissima parata, mantiene il risultato sul 2-2 perché la stavano forzando. E c'è da dire che l'Atalanta, dopo il gol di al gol di Lookman fa andiamo là a vincere, l'Atalanta la voleva vincere. Però anche il Napoli ha dato l'impressione di non accontentarsi del pareggio, di non rimanere schiacciato, di provare ad attaccare
attaccare per andarsela a prendere sta vittoria, e si ripropone l'Anguissa che va a sovraccaricare l'altra fascia. Cosa porta questo? Porta che non sempre Scalvini, che era deputato alla marcatura di Anguissa, lo può seguire così lontano, perché vai a scoprire una zona dove Lukaku si va ad inserire. In questo momento Lukaku va in zona Scalvini ed è costretto quindi Ian a uscire su Anguissa. Questo porta un po' di scompiglio. Spinazzola restituirà poi il pallone ad Anguissa e a questo punto le marcature sono saltate. Ian continuerà a seguire Zambone, la palla va in profondità qui e l'accoppiamento, vedete Lukaku come sentiva di avere un marcatore meno asfissiante, dice dammela in qualche modo facciamo, e poi Zambo fa un altro passaggio ancora di sinistra, ancora una volta, e Scalvini perde il footing al gol di Lukaku. È bellissima l'esultanza di Anguissa, proprio si ferma ed esulta sul posto, ma Lukaku lo chiama a gran voce, dice no, devi venire pure tu, dobbiamo andare a esultare tutti quanti in quell'angolino là, quindi non rimanere dove stai, vieni e facciamo il groppone, il gruppo. Nel finale abbiamo visto tutti Conte verso l'angolo dei tifosi del Napoli non residenti in Campania, perché l'ha sottolineato Conte, ha fatto molto bene, perché non è possibile, non è accettabile, e qua mi sembra evidente quanto sia bello Oriali. Bellissimo, affascinante, il carisma, il sorriso, lo sguardo pungente, quanto è bello. Ma oltre a essere bello è importante perché è una figura che può calmare Conte nei momenti di grande foga. Vedete che qui signor Piccione subito ad ammonire Conte. Questo era credo un fallo, l'ennesimo fallo su Lukaku da parte di Ian, e Conte ha chiesto, ma il giallo probabilmente ha chiesto, ma il giallo quando arriva a questo ragazzo? Poi arriverà all'ingresso di Simeone, al primo fallo di su Simeone arriva il giallo. Però qui vedete Oriali che lo calma, Oriali che si mette in mezzo e parla anche lui con l'arbitro, le figure credibili, quanto importante, molto. Qui chissà, stavo pensando, forse non lo so. E qua è dove mi è piaciuto il Napoli più di tutto, perché all'81esimo entrano Mazzocchi, insomma è entrato Spinazzola. Già con l'ingresso di Mazzocchi noi stiamo in vantaggio, ma il Napoli non mette Mazzocchi per fargli fare il quinto, resta alto come era alto Politano, e si alzano tutti, perché a questo punto guardate Anguissa sempre su Ederson, pressing alto per non dare spazio alla manovra dell'Atalanta, che a quel punto è costretta a lanciarla lunga, e se la lanci lunga c'è il duello e lo vince Olivera, lo vince Juan Jesus, lo vince Rachmani, insomma si lotta a centrocampo e facciamo o io o tu. E nel mio disperato tentativo di farvi vedere qualcosa che non è girato e che non vi ha fatto vedere ancora nessuno, vedete Lobotka che indica Ederson ad Anguissa, che pure sta indicando Ederson, allora vado io, vai tu, perché quando entra Pasalic si creano un pochino più di problematiche. Allora Lobotka deve seguire Pasalic, ma Pasalic andava in zona Anguissa proprio per creare la stessa confusione che hanno avuto loro nei nostri confronti, e dopo pochi secondi vedete Anguissa dice ok, prenditi tu a Pasalic che io devo continuare questa asfissiante marcatura su Ederson che è stato annullato da Anguissa. Quindi il comunicare in campo, il ricordarsi i compiti. Poi abbiamo visto Stellini che indicava a Juan Jesus cosa Anguissa doveva fare nella fase di possesso e di non possesso. Insomma non è che vanno in campo e sudano la maglia, perché è un racconto un po' banale e anche un po' semplicistico, quello che bisogna sudare la maglia. Questi studiano, questi applicano delle tattiche che hanno studiato approfonditamente, questi hanno un piano gara ben preciso che noi possiamo immaginare, ma non ci arriviamo mai perché le professionalità stanno in panchina, e solo dopo, se riguardiamo le partite, se le guardiamo attentamente, possiamo vedere cosa hanno fatto. Qua stiamo parlando di altissimi livelli, quello che mi avevano fatto notare in live, tra l'altro una live bellissima che non vi dovete perdere, perché Guido non ha laggato, è stata perfetta per 2 ore, poi è saltata praticamente non la luce ma la voce a tutti e due, poi ho dovuto riaprire per salutarci. Comunque bellissima live, e mi avete fatto notare che il signor Piccione ha accompagnato di forza Lukaku all'uscita dal campo. Non si fa, signor Piccione, ti tarpiamo le ali, non si fa. Questa era la cosa che vi avevo promesso in reaction, cioè iscrivetevi al canale, vi faccio vedere una cosa che non vi ha fatto vedere nessuno. 89esimo, fallo di fondo, Meret deve battere, quest'uomo si chiama la palla,
dice lanciala a me, siamo all'89esimo, lui ha già corso più di 13 km se non sbaglio, una cosa del genere, sempre uno di quelli che corre più chilometri di tutti. Napoli ha aumentato il chilometraggio complessivo a livelli mai visti prima. Questo è uno che si prende la responsabilità. Come Zielinski se la prendeva sempre sui falli laterali, ed è una cosa su cui il Napoli può migliorare, i falli laterali, sulle palle alte. McTominay dice lanciala a me, faccio la lotta io. Non è banale, non è banale. Poi qui dovremo parlarne, perché la frase in napoletano viene da lui e lo sappiamo. Dopodiché sono girati un pochino di video dove si sentono due cose, una un po' spiacevole e l'altra da interpretare, e non so se la voce è di Raspadori, perché è un accento che potrebbe essere anche quello di Meret, potrebbe anche essere di Lorenzo, però si sentono due, una che mi pare si rivolge ad Olivera, dove dice attento che ti fregano l'orologio, battuta infelice in un ambito goliardico tra amici, tra colleghi, evitabile, però è passata tutto a posto quando la fanno qualcun altro, e adesso siamo tutti felici, quindi nessuno ha fatto polemiche al riguardo. Bene, c'è un clima sereno e mi fa piacere. E poi c'è l'altra frase che dice mandalo a Kvara questo video, oppure questa live, oppure queste scene di delirio dove i tifosi hanno accolto la squadra di ritorno da Bergamo, e mandalo a Kvara come a dire guarda cosa ti stai perdendo. Secondo me senza cattiveria, è una cosa che si fa. Poi tra di loro secondo me continueremo a vedere Kvara che lascia i mi piace sulle cose del Napoli, e si fa anche tra amici, secondo me si fa anche senza cattiveria, però per fortuna siamo tutti contenti e quindi le polemiche le possiamo evitare. E poi succede questo, che è una cosa assurda, e vi posso spiegare il perché. Politano ha donato la sua maglietta a un ragazzo, qualcuno magari mi saprà dire nei commenti il suo nome o il suo Instagram, è uno che credo faccia vedere le skills, un calciatore insomma, che fa vedere le skills su Instagram, e gli dà la maglia Politano. Di conseguenza era rimasto senza maglia, aveva solo la maglia del pre-gara, ma Baldari gli dice vatti a pigliare la maglia perché sei man of the match, ti devi fare la foto con la maglia da gara. E a quel punto Politano tentena, dice no ma l'ho data, non ce l'ho, eccetera eccetera. Soluzione, chiede la maglia a Spinazzola giusto per farsi la fotografia, quindi la foto che vedete con Politano col man of the match Panini è con la maglia di Spinazzola. È una curiosità che magari non tutti hanno visto e ve l'ho portata. E anche in questo caso, come bello Reale, ci spostiamo per i voti, perché ho visto voti di fantacalcio veramente vergognosi. Io sono stato il primo. Ad aver ammesso che Di Lorenzo ha avuto un po' di difficoltà, ma dare 5 a Di Lorenzo, 5 Rachmani, dare dei voti bassissimi all'Obotka, siete disonesti, o le partite non le guardate, o guardate solo gli highlights perché dovete guardare tutte ma c'era solo il Napoli da guardare, quindi faccio dei voti miei personali che non servono a niente ma che credo siano un po' più onesti. Meret 7 perché fa 2 parate ma una è straordinaria. A Di Lorenzo ci può stare il 5,5, però abbiamo vinto a Bergamo e varrà qualcosa, no? L'aver portato 3 punti a casa pazzeschi, quindi io direi 6 meno e penso di non fare torto a nessuno. Do 6,5 a Rachmani e voglio dare 7 questa volta a Juan Jesus. Fateci caso, a tutti i voti che ho dato delle partite perfette che ha fatto Juan Jesus ho dato lo stesso voto di Rachmani o mezzo voto in meno. Per questa partita qua mettetevi l'anima in pace. Juan Jesus è stato il migliore della difesa, è stato precisissimo, è stato attento, è stato pulito e veloce nello smistare il pallone. 7 Juan Jesus, e grazie per aver tenuto la difesa in piedi al posto di Buongiorno quando ci è venuto meno Buongiorno. Attenzione Napoli, 17 partite non sono pochissime. Al momento in cui Neres subisce quel fallo io mi metto paura, quindi non cerchiamo di non essere troppo ottimisti. È andata bene con Juan Jesus, aspettiamo che Billing diventi abile e arruolabile, ma se succede qualche altra cosa servono dei giocatori, date dei giocatori a Conte. I giovani così di grande prospettiva o glieli date pronti, gli dovete dare qualcosa, perché non dobbiamo essere troppo ottimisti. L'Inter ha vinto, è difficile. 6,5 Olivera che è tornato bene, poi a centrocampo ci divertiamo, perché 8 anche sa
penso se lo meriti tutto. Credo che il mio pallone del migliore in campo va ad Anghissà. 6,5 allo bot, che vogliamo stare a sentire Conte che ha detto un po' di problemi di posizionamento all'inizio l'ha avuto anche lui, poi mi ha fatto una partita mostruosa allo bot, però qualche pallone l'ha perso. 6,5 e 7,5 a McTominay, perché spessore. 6,5 Neres, forse anche 7. Probabilmente forse anche 7. Mi dite voi nei commenti. Peppe, decidi tu se 6,5 o 7 per Neres. Comunque quel colpo di tacco, l'assist lo fa, penso 7 anche Neres. 7 a Lukaku, perché non fa tante azioni, ma quella che fa ci porta 3 punti. E voglio dare 7 anche a Politano, che merita, perché ha dato una grossa mano e si è fatto il solito cuore così. Forse Politano pure 7,5. Sono un pochino indeciso, non voglio esagerare con i voti, però sta vittoria era troppo importante e l'hanno portata a casa di squadra. Più a Spinazzola, che entra a fare l'ala sinistra, quindi in questo momento è Spinazzola il post Kvara. Mazzocchi che entra come un dannato, e lo stesso Simeone, gli dai un minuto, se lo sbrana, gliene dai 15 e se lo sbrana. Sta mentalizzatissimo e merita una menzione speciale anche lui. Al volo le posizioni medie, giusto per confermare una cosa, che il Napoli non ha voluto utilizzare il famoso Di Lorenzo che va dall'altra parte o il famoso Olivera che va dall'altra parte, restano nella fascia di competenza, come vedete, e questo scompagina un po' i piani di Gasperini, che mette Ederson su Di Lorenzo mentre noi mettiamo Anghissà su Ederson, ed è lì che scompaginiamo un pochino quelli che erano i piani di Gasperini. Dice: io mi vado a prendere Di Lorenzo che fa il centrocampista aggiunto, e Di Lorenzo ha fatto il terzino questa volta. Quindi vedete, tattica, pretattica, lo studio, e che bellezza. Napoli ha vinto più duelli, credeteci o no, ha vinto più contrasti, però l'Inter ha vinto, quindi sta là, dipende che tipo di Fiorentina affronterà. Qua addirittura si parla di Palladino in bilico. Affronta una Fiorentina con Sarri, con Tudor, con Palladino rigenerata, oppure ancora in crisi, oppure usciranno dalla crisi. A sottolineare che il quando è fondamentale nel calcio, e quindi dobbiamo continuare col filo in cascina, perché ci sono i piccioni dappertutto che cercano di metterci i bastoni tra le ruote. Quindi godiamoci il percorso senza affanni e senza, io direi anche senza aspettative, anche se è difficile, perché sti ragazzi ce la stanno mettendo proprio tutta e ci danno una bella soddisfazione. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate un like se vi pare, perché ci dobbiamo preparare a una settimana. Il mercato, ci sarà da parlare di mercato, qua non ci possiamo fermare. Vediamo se qualcosa. Vuoi vedere che poi insistono sui nomi un po' più forti, perché Conte ha detto no, i giovani non mi interessano, e faranno dei nomi un po' più altisonanti. Li dovremmo analizzare, prepararci alla partita con la Juve, che è un altro quando mica male. A New York l'ho detto, sì. Grazie.